13 gennaio 2014, benvenuti allo Sport City, è la prima giornata di ritorno, Serie A2, girone 1, si affrontano oggi il Montagnola contro il Campus Biomedico. Campus Biomedico con Di Riso, prova il tiro, poi forse una deviazione con una mano. Palla verso Provenzale di testa, traversa. Provenzale prova il tiro e la devia sul palo. Beltrano. Palla che viene recuperata però da Riso. Riso se la sposta sul destro, poi palla dentro Ferreri e para ancora una volta Beltrano. Palla che arriva verso Ferreri, ci pensa su, poi prova il tiro Beltrano. Una palla che viene adesso gestita verso la metà campo, sventagliata dentro. E Napolitano con la testa anticipa Beltrano che stavolta non può proprio nulla. È 1-0 vantaggio per il Campus Biomedico grazie a Marco Napolitano. Martini adesso a palla col destro, parata del portiere, poi arriva Taddei e da due passi sbaglia, incredibile. Angolo battuto dal Montagnola e Taddei alto. Adesso sbracciano Napolitano e Amendola e l'arbitro fischia un fallo, ma lo manda a quel paese Amendola e l'arbitro non può che sventolargli in faccia il cartellino rosso. Finisce così la sua partita. Adesso fischio dell'arbitro con Riso che è espulso anche lui per doppia ammonizione, ma non sembrava fallo. La lanciano lontano quelli del Campus Biomedico, però forse attenzione al contropiede con Giovanni Provenzale che col pallonetto scavalca stavolta il portiere che non può nulla. È 2-0 per il Campus Biomedico. Mostra l'orecchio ai suoi tifosi. E adesso lottano sul pallone Provenzale e Sensolini e poi brutto intervento di Martini. E l'arbitro stavolta penso sì, tira fuori il cartellino rosso, una nuova espulsione. Punizione adesso probabilmente terrà tempo il Campus Biomedico, ma l'arbitro dice che può abbassare. Finisce una partita con addirittura 5 espulsioni, più cartellini rossi che gol, ma è una vittoria a sorpresa in questa prima di ritorno. Il Campus Biomedico si impone sul Montagnola.